La violenza si è scatenata prima della partita di calcio, spietata, premeditata, alla luce del sole, davanti ai passanti. A distanza di metri, nelle immagini riprese da un semplice telefonino, si sente con chiarezza il rumore dei colpi sferrati con le mani o con i piedi, con i bastoni o con le catene. Un vero e proprio agguato ieri. A fronteggiarsi due gruppi di tifosi che probabilmente si erano lasciati a Bassano nella partita di andata del campionato di eccellenza. Era il 24 ottobre, finì con un pareggio, con dei conti in sospeso. Il presidente del Giorgione Calcio, Orfeo Antonello, riferisce che sarebbero stati i tifosi castellani ad essere presi di mira da quelli bassanesi. In queste ore le immagini del video che state vedendo e di altri arrivati alla stazione dei Carabinieri sono al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione pare che un gruppo di tifosi castellani abbia invece atteso i bassanesi in questo vicolo che collega lo spazio antistante lo stadio e la stazione ferroviaria. Gli antagonisti, scesi dal treno e diretti allo stadio di Via Rizzetti a piedi, hanno percorso questa strada per trovare ad attenderli con bastoni e catene gli altri. Giovani con cappuccio in testa infieriscono anche con un ragazzo a terra, ma tutti prendono e tutti danno. Si fermano solo quando uno di loro grida «Stanno arrivando i carabinieri», ma la violenza non si placa comunque. L'arrivo poi alla fine delle forze dell'ordine scongiurerà il peggio. Tra urla e imprecazioni i due gruppi si dividono per ritrovarsi tra il pubblico, ognuno nel suo settore. La partita finisce 1-2 per il Bassano, tutti tornano a casa, nessuna denuncia ad oggi risulta depositata presso il comando. Ma su questa violenza non si può passare sopra. Molti di questi soggetti sarebbero già noti alle forze dell'ordine. Poi stanno analizzando e identificando i colpevoli delle aggressioni e procederanno con la massima severità, arrivando anche al DASPO se servirà nei confronti di coloro che hanno creato questa rissa. Nessun commento delle pagine social delle rispettive squadre, nessuno si è rivolto al pronto soccorso per cure mediche, ma l'episodio resta però molto grave. Io posso solo dire che questi sono eventi che danno un danno d'immagine alla città e mi spiace perché Castelfranco è una cittadina accogliente sotto tutti i punti di vista, anche in quello sportivo. Non abbiamo ricordi di eventi simili a questo che non lasciano un bel ricordo della città del Giorgione. Quindi è anche in virtù di questo che ho chiesto appunto ai carabinieri di applicare con massima severità le sanzioni previste.